Cari amici vicini e lontani, anche oggi sono sul monte su Zipiri a Muravera. Se vi ricordate quando ho parlato della tomba dei giganti, non so se vi ricordate quella tomba dei giganti che era stata costruita sfruttando un tafone naturale nella roccia. Se vi ricordate, vi ho detto che qua in questo monte ci sono diverse testimonianze dei nostri avi, sia per quanto riguarda il nuragico sia per quanto riguarda il prenuragico. Ma oggi voglio portarvi a vedere il nuraghe che è agli antipodi di Saquasecis, ossia il nuraghe Monte Suzzipiri. Intravedete? Lo vedete là dietro? Eccolo là, in tutta la sua maestosità. È la prima volta che io ci vengo, che lo vedo. Come mi sono affacciato qua dal verde, mi è venuto un soffio al cuore. Adesso mi avvicinerò per abbracciarlo. A tra poco. Intanto partiamo dal percorso per arrivare. Mi sembra doveroso. Dalla vecchia 125 c'è un incrocio con un rubinetto, il rubinetto del Vanni. Lì girate a destra, strada bianca, arrivate ad un ovile. Dopodiché c'è un sentiero che ha segnato tra l'altro lui, che porta direttamente sia alle tombe, sia alla tomba dei giganti che abbiamo visto l'altra volta, che qua a Nuraghe. Quindi è semplicissimo. Io ci ho messo un po' perché comunque mi sono perso un po' in chiacchiere. Però diciamo che in un quarto d'ora massimo siete qua sopra. Ho costruito su questo ammasso roccioso preesistente, da cui sicuramente sono state cavate anche le pietre che sono state utilizzate per costruirlo. Infatti, come potete vedere, si tratta di blocchi di granito del posto. La struttura è complessa, non ci sono dubbi. Quella che è la torre centrale, visibilmente rifasciata, lo vedete qua, questo residuo poi continua qui coperto dal muro di crollo, è rifasciata e presenta probabilmente, adesso andiamo a vederlo, anche qualche altro ambiente. Sono riuscito a passare sul lato est. Qui vediamo ancora, questa è una porzione del rifascio famoso che abbiamo visto prima, la torre più su. Adesso vediamo se riesco ad arrivarci. Ecco qua, sto circonnavigando da nord verso sud sul lato est per cercare di individuare un eventuale ingresso, ma mi duole comunicarvi che non ce n'è, a meno che non sia, non lo so, sopra, perché qua sotto è difficile, perché comunque è costruito su una, come vi dicevo, su una roccia naturale, quindi sotto lì adesso va verso ovest, però come potete vedere il posto non è molto agevole. Proseguo verso sud, sempre seguendo la cortina, e qua a sud-est, ecco, vediamo un buco che potrebbe essere una capanna, potrebbe essere qualsiasi cosa, appoggiato al rifascio. Niente da fare, l'ingresso non l'ho trovato, ho fatto quasi tutto il giro, mi manca solo la parte di sud-ovest, ma lì non fa, ci vuole un lavoro impegnativo. Però, come dicevo, tutto intorno poi a questo bellissimo nuraghe ci doveva essere un villaggio comunque di dimensioni importanti. Ecco, vedete qua tutti questi cumuli di pietre così a gradoni, no? E da quella parte poi nel lato ovest sono visibili ancora i cerchi delle capanne. È un sito che merita veramente tantissima attenzione, perché è bello. Guardate ancora qua, tutto qua sotto c'è una quantità incredibile di pietre. Il nuraghe è lì, tutto intorno sul lato est che sul lato ovest
c'è una quantità incredibile di pietre accumulate, ma vedete, non è naturale. Bene, ops, figo morisca. Me ne vado perché sennò veramente rimango tutta la notte qua. C'è talmente tanta roba da vedere E dal nuraghe Monte Zippiri è tutto. Signori, ci vediamo alla prossima. Buona serata. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, mi raccomando, condividetelo con gli amici, fate mettere mi piace alla pagina ai vostri amici. Per noi è importantissimo il vostro sostegno. Grazie e alla prossima.